se reazione c'è stata, perché apparentemente non c'è stata. Premessa per capire la mia prospettiva. Da più di 20 anni racconto l'economia provinciale, la mafia economia. Per 15 anni buoni frequentando e seguendo in alcuni settori come ad esempio quello dell'edilizia classica e il mondo della cooperazione, di segnali di particolari che non abbiamo recepito. Poi 5-6 anni fa mi metto a fare, devo dire in maniera abbastanza casuale, perché era partita da un fatto specifico, un'inchiesta sulla cooperazione. Ci vado dentro e allora la commissione fa cooperazione politica, ovviamente tutto illegale, tutto in nero, senza problemi, viene fuori. Il risultato è stato che una grossa cooperativa piemontese, con 3 miliardi di euro di fatturato, chiude per fallimento nell'arco di 6 mesi. Me ne ero occupato, tra qualche messaggino sul telefono e un paio di telefonate diretti in redazione, mi ha spiegato che stavo offrendo un po' la scatola. Però apparentemente mi sembrava un sistema legato e confinato a una certa area. Tutto si chiude e poi dopo un paio d'anni approfondisco un paio di temi legati anche al settore dell'edilizia. Allora comincia a venire fuori qualcuno che ovviamente nella nomina, senza assumersi altre responsabilità, comincia a raccontarti le cose. Non parlo di impresine. Per farla breve, parlo poi di una manciata di mesi si arriva all'operazione. Ho fatto questi due esempi assolutamente al volo, poi li approfondisco, perché tutto questo, al di fuori dello stretto ambito del mondo della cooperazione in un caso, di un sistema di imprese coinvolte, imprese coinvolte, al di fuori di questo, io ti dicevo che i problemi non ce n'è, anzi, erano benissimo. E alla domanda, ma non è che avete sentito? No. Rimango nel campo dell'economia e cito le parole che ha scritto un giornalista del Sole 24 Ore, quindi in teoria non una testata particolarmente banaliera, si chiama Roberto Galullo, ha scritto 2 libri sulla mafia al nord e al nord-ovest e al nord-est, quello sul nord-est è uscito a novembre. Traccia un quadro che direi che fa capolino alla pelle di poco, perché al contrario di avere l'obiettivo di il territorio, quello che la fotografata è stato un fenomeno mafioso, narchetista in particolare, e invece va a pungolare tutti quelli che sono gli elementi che possono fare sviluppare il business, direttamente e indirettamente. Mi spiego, ma prima di spiegarmi, leggo questo passaggio, questa frase. Numeri precisi, è impossibile definire numeri precisi ovviamente del fenomeno criminale, perché in diverse occasioni, e qui vi tralascio tutto un lungo capitolo, sono pochissime le persone che hanno rotto il muro di omertà. Tranne un caso che segnala il giornalista del 24 Ore, per il resto emerge la pressoché totale assenza di denunce o semplici segnalazioni da parte delle vittime e un'omertà diffusa tra le vittime stesse. Stiamo parlando di Trentino Alto Adige, Veneto, provincia autonoma di Bolzano. Appunto, l'omertà. L'omertà è qui, non è da un'altra parte. Almeno giù dichiarata, sai che è un sistema. Qui no. La mafia come è arrivata? Io ho raccontato pochi casi perché c'è una complessità notevole. Poi adesso io stasera vi dico delle cose che in buona misura non ho scritto, perché non ho scritto, è ovvio che per scrivere alcune cose dovreste avere una serie di riscontri oggettivi e no, perché non è che uno mi fa vedere o mi fa sentire la telefonata. Però ci sono stati e ci sono. Io vi faccio 2 esempi, non entro ovviamente nel dettaglio, ad esempio di oggi, non di ieri. Settore dell'armamento ferroviario. La provincia di Alessandria e sedi di alcune grosse imprese, le poche rimaste del settore. Una di queste è al centro di un'indagine non conclusa e di episodi che coinvolgono
una catena di imprese del settore dell'armamento ferroviario e che operano nell'ambito delle grandi infrastrutture sempre ferroviarie, è toccato mezza Italia. Parliamo di viadotti con pilastri di un quinto rispetto alla tenuta reale, di impianti ferroviari che se succede qualcosa chissà cosa accade. Vabbè, uno di fuori del problema ce l'abbiamo qui in casa, punto. Non vado oltre perché comunque non ne sono molto di più, ma non so neanche cosa dire. Edilizia, un caso recentissimo, un cantiere all'Alessandro, opera privata, attenzione, non parliamo di opera pubblica, ma un'opera privata, nella quale a un certo punto in 3 mesi ruotano 6-7 imprese, una misura proveniente da Genova, dove normalmente al mattino il personale che variava tra i 15 e le 30 persone cambiava costantemente, e poi quando c'era da pagare qualcuno arrivava un tipo su una grande macchina classica, scendeva, pagava il investimento in contanti, poi dopo 3 mesi qualche anticorpo tutto sommato c'è ancora e il sistema locale, sindacale e delle parti datoriali reagisce. Queste imprese scompaiono e questo cantiere viene sospeso e molto probabilmente ripartirà, ma su tutto un altro presupposto, perché questi se ne sono andati, molto probabilmente perché hanno capito che non c'era in questo momento lì un particolare interesse a entrare su un'opera, ripeto, privata, ecco qui la differenza, dove poi il business una volta chiuso non lo recupera più. Alessandra, mi occupo di economia e allora quando io, così per deformazione, guardo quanti sono i bar e i ristoranti che aprono con investimenti consistenti, in alcuni casi anche superiori a 100.000 euro, chiudono, parlo del capoluogo di impresa, chiudono dopo 3 o 4 mesi e dove la media dei clienti è di 5 persone al giorno, vabbè, o sono dei pazzi questi che hanno aperto sta roba, o sono, non lo so, gente che non sapeva investire i soldi, oppure i soldi sapevano perfettamente che mestiere. Queste conferme le ho avute da alcuni delle forze dell'ordine, sì, sappiamo che è. Dopodiché però se nessuno ci dice niente, appunto, cosa facciamo? E nessuno dice niente. Potete fare un lungo elenco di locali che hanno aperto e chiuso. Terzo aspetto, l'usura. Perché qui questa non è una piazza dove forse la criminalità fa alcuni grandi business, un po' perché in questo momento di opere pubbliche non abbiamo molte, e pazienza, purtroppo aggiungo, ma è una piazza dove è meglio non fare rumore, dove ognuno si fa gli affari suoi, quindi è una piazza ideale per il riciclaggio da un lato e dall'altro entrare dentro in quel sistema di imprese oggi soprattutto, e non solo del campo dell'edilizia, del movimento terrato, le parliamo di imprese commerciali, delle fattoriere, che hanno bisogno di soldi, insomma, strette del credito, queste cose le sappiamo tutte, e allora i soldi li cerchi in un'altra maniera. Allora, l'usura è entrata a piè pari in questo territorio. Denunce 6 in un anno. È l'unica missione che il prefetto di Alessandria ha fatto rispetto a un fenomeno pericoloso. Perché il prefetto di Alessandria, in un convegno organizzato dalla Filca CISL a fine maggio, è saltato su, ed era relatore ufficiale anche lui, è saltato su quasi urlando e sostenendo davanti alla sala piena della CISL di Alessandria che la mafia non esiste. Questo a fine maggio. L'operazione del mese successivo. Ha ammesso solo la presenza dell'usura. Per ammettere, evidentemente vuol dire che è talmente alta che anche lui non può tirare, lo spirito negazionista è un esercizio altamente praticato, in questo caso dice di no, però ripeto, le denunce sono state 6. Allora se mi dice su un territorio corretto 6 denunce non c'è, il problema c'è come. In campo economico queste cose le senti e le vedi. Non lo dico io dal mio modestissimo osservatorio, ne ha raccontato, ripeto, in maniera molto più articolata, come ad esempio anche il collega del Sole che ho seguito, devo dire, con particolare attenzione perché poi è andato a toccare il sistema nord-est, abbiamo qui sotto gli occhi tranquillamente. L'altro fenomeno, per carità, c'è anche quello della droga che era stato definito come un'immagine la provincia di Alessandria come la porta girevole del traffico, nel senso che non per il consumo, che è una roba assolutamente normale negli standard tipici della nostra società, quanto piuttosto perché qui è comodissimo trovarsi per fare gli affari.
ripeto, perché nessuno ti guarda. Uno può mettersi a organizzare un viaggio di qualche partita di droga, magari anche col camion parcheggiato sotto casa, che tanto qui da noi nessuno dice niente. Non è libertà, è un'omertà diversa, facciamoci da fare, non lo voglio sapere. Questo mi è stato ovviamente raccontato. Non vado oltre sulla questione del traffico di droga perché non è il mio settore. Sul resto invece qualcosa di più da dire c'è. Un esempio, ultimo lotto della tangenziale dell'Alessandria, finito 2 anni fa. Un amico mi racconta che un giorno un suo collega arriva giù dalla rotonda, quella verso San Michele, che adesso sulla quale si possono transitare, lui stava facendo dei lavori sul campo, insomma, per farla breve, si sconta a 5 all'ora un camion che stava facendo un movimento terra nel cantiere. Allora, niente di male, scendo, cosa faccio? Modulo blu, comincia a discutere, e questo autista, che parlava approssimativamente l'italiano, alla fine dice: no, ma aspetta un attimo, chiamo perché non so. E lui non si è sospettito perché vabbè, tanto non parla l'italiano, arriva al capocantiere. Arriva un capocantiere quantomeno impresentabile e gli dice: no, adesso facciamo una cosa, faccio 2 telefonate e ma ci aggiustiamo qui. E questo no, mi faccio il modulo. No, aspetta un attimo. Intanto questo autista, forse proprio perché aveva tante difficoltà linguistiche, a un certo punto si è messo a parlare. Chissà cosa gli è venuto. E gli ha detto: sì, ma sai, bisogna fare così perché noi abbiamo qui 12 camion, ma uno solo assicurato, gli altri facciamo girare i tagliolini. Questa persona ha avuto un attimo di panico perché parliamo invece di un'opera pubblica, 30 milioni di euro di investimento per l'ultimo lotto della tangenziale, fondi regionali. Questo è significativo del sistema. Penultimo lotto, io ho visto girare almeno 30 o 40 imprese, di cui una decina che vanno dalla Bulgaria piuttosto che dalla Romania, per fare alle volte i pezzi di intervento anche lunghi 100 metri. Allora, è tutto normale? No, l'unica protesta è venuta da uno che aveva avuto un canale lì vicino e tutte le volte che piove gli si allaga il campo. L'unica protesta che è arrivata in quella zona è questa, ma nessuno che ti ha detto cosa succede, cosa non succede, perché ci sono questi movimenti, perché l'omertà qui.